Tutto per oggi dalla redazione, a te Andrea. Eccoci di nuovo insieme per raccontarvi una storia che sembra quasi un romanzo. Protagonista un ragazzino di 13 anni che si è fatto raccontare l'esperienza da un reduce della campagna di Russia della seconda guerra mondiale, ha registrato la sua testimonianza e ora, diventato adulto, ha dato alle stampe un volume nel quale questa testimonianza viene raccontata. Sentiamo questo servizio di Nada Ciocca. Allora volevo sapere quanti partigiani erano un giorno che avevano questo partigiano. Questa che sentite è la voce di Egidio Gardel, un reduce della Russia, che aveva raccontato la sua avventura a Emanuele Franz su una cassettina ancora 13 anni fa. Come hai avuto la fortuna di poter registrare questa testimonianza? Io ero un ragazzo molto curioso, infatti quando avevo 12 anni ero attratto dalle storie lontane, dal mistero e dalle storie di vita. Questo signore era un reduce della ritirata di Russia e io ho pensato di andare nella sua casetta in montagna con un registratore di quelli vecchi e farmi rilasciare un'intervista con la storia della sua vita, della guerra. Molti altri reduci non se la sentivano di parlare perché preferivano dimenticare. Forse questo signore ha fatto la differenza proprio pensando che era giusto che i bambini ricordassero. Quasi 15 anni dopo avevo ancora quella cassettina che ho sempre conservato nel mio cassetto delle cose preziose e 15 anni dopo, per vicende della mia vita, io ho aperto una casa editrice e ho pensato di non lasciar morire una testimonianza come questa, e quindi con un paziente lavoro di quasi 6 mesi io non solo ho trascritto tutto il nastro che durava quasi 45 minuti, ma ho corredato con lettere, foto e documenti dell'epoca. C'è una particolarità nel racconto di Egidio Gardel. Lui ti ha parlato come appunto avrebbe parlato con un bambino di 13 anni. E commovente in certi punti, mi dice questo è meglio non raccontarlo quando appunto mi parla del fronte. L'avventura di Egidio. Parte per la campagna di Grecia, sopravvissuto a questa battaglia e viene spedito alla campagna di Russia. Miracolosamente, dopo aver fatto 700 km a piedi con temperature anche di meno 40, riesce a rimpatriare e lì ho detto, pensato fra me, adesso qui non ho lasciato le ossa né in Grecia né in Russia, non posso lasciarle qua. Allora mi sono messo in testa di fuggire, di disertare e così ho disertato. Siamo in chiusura del